Grazie Giorgio per la linea, un saluto a te, naturalmente al tuo ospite Fabio Bui, che proprio in queste ore sarà ufficialmente nominato presidente della provincia di Padova. Noi qui abbiamo il nostro ospite di consuetudine, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico. Chi? Cos'è? Abbiamo scelto questo nome orecchiabile che la gente memorizza. No, scusi, guardi, forse non è questo il modo... No, che sarebbe un acrilico, come si dice, un accredito, un anonimo. Un acronimo. Un acronimo di... Molto buio, fermo chiaro. Molto buio, fermo chiaro. Molto bene. Assessore, so che lei ha preparato proprio un discorso di augurio di al benvenuto, senz'altro. Sì. Vado senz'altro a leggere il discorso per il nostro amico. Carissimo Fabio Bui, anzitutto porto i saluti di tutta l'amministrazione che non ha potuto essere presente per motivi istituzionali. Scusi, cosa c'entra questo, scusi? Di solito i discorsi di assessori scommessi è così. Io avevo fatto via copia e incolla. Sì, ma lei deve un minimo anche... Vabbè. Personalizzare, senz'altro. Carissimo Fabio Bui, anche se sei un politico da quanti anni... Da quanti? Quanti? Quantità indefinita indietro, quanti? Ma dica, da un po' di anni. Vabbè, prego. Sarà come il primo giorno, per te. Ricordo la prima volta che andai su Suso come assessore. Ero putrefatto dall'emozione. Sì, guardi, anche noi siamo putrefatti dalle sue parole. All'inizio no, parti con entusiasmo che corri destra e sinistra, sei tutto in movimento, non riesci a stare fermo, come quando che hai l'influenza intestinale e non hai un bagno darente a te. Che poi darente è? Darente sarebbe tipo petato in coste. Vicino. Dica vicino, assessore, abbia pazienza. Poi col tempo ho capito che fare il politico non è facile, perché la gente non ti dice grazie per le 100 cose buone che fai, ma ti dice solo su parole per i 1000 errori che fai. Mi scusi, assessore, cioè se le 100 cose sono buone e le 1000 sono quelle che non sono buone, hanno anche ragione. Che sistema i numeri. Almeno sistemi i numeri nel discorso. Però il concetto devo capire. Sì. Io certo. Rompi i totani. Sì, ho capito. Ogni modo, caro Fabio Bui, sappi che non sarà facile. Tanti ti diranno le battutine, tipo che ora iniziano tempi bui per la provincia di Padova, ma non c'è niente da ridere. Vabbè. Tempi... perché il nome Bui, giusto? Tempi bui. Ma scusi, ma lei l'ha capita adesso la battuta? Sì, ho capito adesso. Ma cosa gliel'hanno scritto a fare allora? Ogni modo... Scusate. Non c'è niente da ridere. Ricordati che la gente sarà sempre cattiva. I tuoi sforzi saranno poco ripagati e la fatica sarà molta. Allora indomandiamoci, non è meglio che domande vaghi pescare? Ma che discorso è? Sono domande che un bravo politico si deve indomandare. Allora concludo. Nonostante tutto, non mollare, sii più forte e ricorda che nel nostro partito, molto buio, fermo chiaro, per te ci sarà sempre un posto, caro Fabio Bui. Pronto a usare il nome del partito. Molto bui, fermo chiaro. Vabbè, dai, lasciamo stare. Va bene, allora Giorgio, ti ridiamo la linea, un saluto a te e al tuo ospite, in bocca al lupo. Senz'altro. Va bene, abbiamo ricevuto.